Quarta corsa è una condizionata per femmine di 3 anni, sono in 11 al via dopo il ritiro del numero 3. 1 Dalida Ban, Nicola Saracone, 2 Diana Mecher, Andrea Vitagliano, 4 Dream Stecca, Marco Basile, 5 Dogma, Floriano Finucci, 6 Dolce Mare Jet, Roberto Ruvolo, seconda fila 7 Divine Matley, Vincenzo Piscuoglio, 8 Dolce Luna, Crescenzo Maione, 9 Dea Light, Marco Stefani, 10 Desnuda Joe, Mattia Ricci, 11 Danza, Gennaro Mitrano, 12 Duchessa BFC, Gianvito D'Ambroso. Corsa molto incerta, cavalli ancora un po' inespresse. Tutta rete la prima fila, non ha nessuno davanti Duchessa BFC. C'è l'errore di Dolce Mare Jet, tanto è veloce Diana Mecher nei confronti di Dogma. L'errore anche di Danza. Numero 11 Danza squalificato, numero 6 Dolce Mare Jet quindi in vantaggio la femmina di Andrea Vitagliano, la figlia di Igor numero Fon, Diana 10 Mecher. Desnuda Joe squalificato. Arriva al paletto dei 200 metri in 15,9. Intanto c'è stata la rottura anche di Desnuda Joe. Subito rallenta il ritmo. Andrea Vitagliano, ne approfittano gli avversari per avanzare. Vediamo in seconda posizione sempre il numero 5 di Dogma, intanto 32,6, primi 400 metri. L'avanzata intanto della Saura Duchessa BFC con Gianvito D'Ambroso che scavalca tutte le cavalle all'esterno e si pone a diretto contatto della battistrada dopo 600 metri soporiferi in 49,3. Quindi ora Andrea Vitagliano accelera dopo che è arrivata di fianco Duchessa BFC. Vediamo al largo anche Dolce Luna, poi la terza pariglia viene presa da Divine Matley. 14,6 qui davanti alle tribune, si è decisamente aumentato il ritmo. Dopo i primi 600 metri andamento lento, ora fuoco alle polveri con Diana Mecher che la mette sul ritmo, ancora un 15 km in 1,19 scarsi. Duchessa BFC potrebbe anche sistemarsi seconda sul cedimento di Dogma per prendere un po' fiato, ma sembra ancora salda al comando Diana Mecher che percorre ancora in 14,2 la retta di là. Sta ricaricando le batterie Duchessa BFC per i 100 metri finali, mentre fra gli altri vediamo avanzare anche Dream Stecca. Siamo a 200 metri dalla conclusione, sposta all'esterno la Saura dopo la curva passata in 15,6 e va all'attacco della battistrada. Duchessa BFC prende la meglio Gianvito D'Ambroso e viene a vincere nettamente, mentre per il secondo Diana Mecher si difende da Dogma. Al quarto il numero 7 di Divine Matley, 1,17,2 la media al chilometro per Duchessa BFC, la Saura da Timoco e Softel F. Per la signora Enrica Quintili, Tiberio Cecere al training, Gianvito D'Ambroso alla guida. Dopo una rottura nella sgambatura che aveva un po' fatto tremare i suoi fan, è andato tutto liscio per Duchessa BFC alla quarta di Cesena.